di 80 anni da uno degli eccidi compiuti dai nazisti e dai fascisti in questa parte della provincia di Treviso. Noi per oggi ci siamo organizzati come siamo in grado di fare. Per esempio avevamo il nostro presidente di Conegliano che oggi è stato reso indisponibile dalla sua datrice di lavoro, che gli ha affibbiato un'ora di lavoro. Ebbene, queste cose anche che ce le raccontiamo. E comunque per primi volevo ringraziare i rappresentanti degli enti locali che sono presenti, Vittorio Veneto, Refrontolo e anche Piero di Soligo mi fa. E poi tutte le associazioni sia locali dell'ANPI, che vedo numerose, ma non solo dell'ANPI, ma anche della VL, che come con la nostra associazione hanno sempre avuto rapporti fraterni e con i quali per esempio ci vediamo tutti gli anni in Consiglio, ma anche il 25 aprile da queste parti, quando facciamo un giro commemorativo su tutti i cipi e le lapidi dei caduti del circondario di Conegliano. Volevo ringraziare un po' tutti e per primo do la parola ai rappresentanti delle amministrazioni comunali. Se venite poi qua, ecco, l'assessore di Vittorio Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Laura Ceccarini, assessore sociale del Comune di Vittorio Veneto. Essere qua oggi è importante perché questi sono 4 giovani che sono stati tolti, gli è stato tolto il futuro, però sono 4 giovani che avevano scelto da che parte stare e per cui hanno vissuto pienamente, per quanto breve, hanno vissuto veramente pienamente la loro vita. Personalmente conosco la famiglia De Polo quindi conosco molto bene la storia di Gianni, i suoi scritti, le sue scelte, dell'amico Claudio e poi anche dei 2 fratelli Agosti di Marino di Piave. Quindi ecco, ritengo veramente che sia importante, sia un segno doveroso essere qua oggi proprio nel giorno dell'eccidio. E non dico altro, lascio a chi di dovere insomma raccontarci e spiegarci quei tempi. Grazie. Dei comuni. Buongiorno, sono qui Si può alzare il volume? Buongiorno, sono l'assessore di Marino di Piave e sono qui oggi per commemorare, oltre ai miei concittadini, i fratelli Agosti, in cui tristemente è finita proprio la famiglia perché erano appunto morti qui in quel frangente e non avevano altri fratelli. Rimangono ancora qualche cugino, Marino, ormai anche loro, che sono cugine, hanno la loro età. Rimane vivo il ricordo e a Mareno abbiamo una delle principali strade e il centro culturale dedicato proprio ai fratelli Agosti, che appunto, come diceva la collega, hanno scelto da che parte stare e purtroppo sono periti qui in maniera anche molto tragica. E c'è un passaggio che poi lascerò chiaramente agli storici, poi del ritorno alla terra natia, il passaggio di come sono state poi portate di nascosto le salme a Mareno e a Vittorio per onorarli, e è giusto dopo tant'anni e comunque sempre onorarli in questa giornata. Grazie. Grazie. Allora, signore del rappresentante del sindaco di Refrontolo, almeno un saluto. Dai. Sappiamo che voi replicate questo impegno domenica prossima e vi ringraziamo ancora. Roberto De Stefani, consigliere del comune di Refrontolo, sono qua in rappresentanza perché il sindaco Canal non ha potuto essere presente. Niente, io sono piacevolmente onorato di essere qua. Come ha detto il signore prima, noi festeggiamo
comunque ricordiamo domenica prossima. E niente, io lascerei la parola appunto alla storia e ai storici per quello che riguarda la giornata di oggi. Grazie. Prima di dare la parola alla storica che abbiamo incaricato di parlare, che è anche rappresentante del Consiglio Comunale, va bene. Comunque vogliamo dare la parola anche ai due presidenti provinciali delle Alpi di Treviso e di Pordenone, che rivolgono un saluto. Loris. Buongiorno a tutti, io ringrazio per l'invito a questa cerimonia anche perché non conoscevo specificatamente la vicenda che oggi si commemora e che per quello che ho letto è stata una molto tragica ed efferata azione da parte delle milizie fasciste e purtroppo anche con un reparto di alpini che ha trucidato questi 4 partigiani. Una delle tante purtroppo vicende che hanno contrassegnato tutto questo nostro territorio, diciamo del Veneto e del Friuli, e che abbiamo l'obbligo di ricordare per riandare sempre a quello che sono le radici del nostro ordinamento democratico e costituzionale in cui ancora abbiamo la fortuna di vivere. Ed è importante quindi avere questa consapevolezza, una consapevolezza che devono avere senz'altro e dimostrano di avere le istituzioni nel momento in cui sono presenti a questa cerimonia, perché queste istituzioni dimostrano, coloro che li rappresentano, che sono consapevoli, che rappresentano istituzioni di un ordinamento democratico e costituzionale che è nato dalla guerra partigiana contro il nazifascismo, quindi in un ordinamento democratico e costituzionale congenitamente antifascista. Quello che è importante dire da parte delle istituzioni e di noi, che non siamo degli storici, ma è importante che conosciamo quel minimo di storia che ci rende dei cittadini consapevoli. E questo è il senso anche di queste commemorazioni. Grazie. Ma io vorrei partire dall'attualità, non dalla storia, perché questi partigiani, come tanti altri partigiani che nel 1944 in tanti posti in Italia sono stati trucidati, hanno combattuto per la libertà, ma hanno combattuto anche perché la guerra fosse bandita dall'umanità. Hanno combattuto perché non ci potesse essere una guerra in Ucraina, perché non ci potesse essere una guerra in Palestina e perché tutti i popoli abbiano, non gli stati, i popoli abbiano diritto all'autodeterminazione. Io credo che questo sia il messaggio più importante che ci viene da lontano, ci viene da quegli eccidi del 1944 e che dovremmo ricordare con forza il prossimo anno, nell'80° della liberazione. Noi come ANPI, ma credo che questo sia un invito che dobbiamo rivolgere a tutte le associazioni, a tutti i partiti e rivolgerle soprattutto alle istituzioni, dobbiamo combattere perché sia bandita la guerra dall'umanità. Non è possibile, c'è una cosa che non può che far ribrezzo e che avviene oggi, e cioè che Israele stia persino non solo massacrando 50.000 persone a Gaza, ma anche attaccare la forza dell'ONU. È proprio uno schiaffo in faccia al mondo. Ma vedete, fa ancora più ribrezzo chi continua a dire che occorre fermare Israele e ne avrebbe la forza, ma intanto continua ad armarlo. Credo che questo sia
la cosa su cui dobbiamo riflettere, e su questo dobbiamo collegarci a quel messaggio che viene da lontano, che viene da questi 4 martiri, perché ci sia libertà, perché ci sia lavoro e progresso e per porre fine a tutte le guerre. Grazie a tutti voi. Un saluto anche da parte della UL, Donato. Sì, anche per noi Microfono. proprio della missione della nostra associazione ricordare, celebrare, portare avanti nel tempo, ancora più vicino, portare avanti nel tempo i valori che vicende come questa in particolare, in questa zona è stata probabilmente la vicenda più emblematica del clima che si era formato in quel periodo e delle scelte che tanti giovani fecero consapevolmente per combattere quel clima di ingiustizia, di violenza che il fascismo e i suoi alleati aveva portato in queste zone. Si ribellarono moralmente prima che fisicamente e poi, come quelli che ricordiamo qua oggi, anche fisicamente ebbero il coraggio di prendere la via delle montagne per opporsi anche con armati a quelli che sentivano come una grandissima ingiustizia. Quindi siamo qua con orgoglio per ricordare i valori che queste persone ci hanno lasciato. Grazie. Io lascerei anche la parola adesso a Isabella, che ci farà un suo excursus di carattere storico per conoscere bene questi partigiani che sono i nostri partigiani del Conegliano. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Siamo in un luogo tra l'altro bellissimo. Sono luoghi questi nei quali noi oggi veniamo ad ammirare il paesaggio, veniamo a ammirare le famose colline patrimonio dell'umanità. Ma patrimonio dell'umanità sono anche i nomi di queste persone, i nomi di questi partigiani caduti 80 anni fa come oggi, dopo un'imboscata assai crudele. Partirei, a parte poi magari leggiamo proprio la cronaca di quelle giornate, la cronaca che portò praticamente all'uccisione di questi quattro martiri. Ieri parlavo con mio figlio che ha 35 anni e gli dicevo: guarda, domani devo andare a commemorare questa cosa. Mio figlio, che tra l'altro è nipote di un partigiano caduto a Sant'Antonio di Tortaglio, qui vicino. E lui mi diceva: vedi mamma, dice, io al di là dell'idea sbagliata, perché il fascismo mi fa ribrezzo, però dice, io una cosa non capisco da quando sono un ragazzo, da quando mi avete parlato della resistenza, dell'antifascismo. Dice, uno può avere un'idea, ma nel momento in cui per affermare quell'idea hai bisogno della violenza e continui con la violenza per anni e anni e siccome non riesci a convincere le persone che la tua idea è giusta, li bastoni, allora quell'idea è sbagliata per forza. E nella sua chiarezza di un giovane di 35 anni ha fatto il riassunto di ciò che il fascismo è stato. Abbiamo commemorato quest'anno, tra l'altro, i 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti, il quale proprio aveva denunciato la violenza di quel regime. Un regime che era nato proprio grazie alla violenza perpetrata in ogni luogo di questa penisola. Una violenza che non aveva risparmiato nessuno. Aveva colpito i nemici politici, i giornali democratici, i giornali della sinistra, i parroci, le persone qualunque. E la resistenza
se vogliamo, figlia diretta di quell'opposizione che Giacomo Matteotti ebbe il coraggio di fare in Parlamento. Se ricordate, Matteotti disse, dopo aver fatto il suo discorso famoso, disse: beh, io adesso ho pronunciato queste parole, spetta a voi preparare il mio funerale, perché era convinto, sapeva già. E quindi parliamo di coraggio delle idee. E allora, venendo alla nostra vicenda di oggi, mi sono presa questo libro che ho letto diversi anni fa di Francesco Piazza, Portavano il fazzoletto azzurro. È un libro che racconta praticamente la storia della Brigata Piave, perché dobbiamo ricordare che questi 4 partigiani appartenevano alla Brigata Piave. E allora dice, Livio Vanzetto, grandissimo storico trevigiano, scriveva nella prefazione a questo libro, dice: dalle pagine di questo libro emerge l'immagine di un gruppo di uomini di differente estrazione sociale e di orientamento politico non certo omogeneo, che trovano un comune denominatore nella scelta di combattere la guerra di liberazione contro i nazifascisti, rinviando alla fase post-bellica qualsiasi confronto sui futuri assetti istituzionali del Paese. E allora noi capiamo che cosa abbia voluto dire la Resistenza. Ha voluto dire una migliaia e migliaia di giovani e di donne, giovani e meno giovani, perché qualche partigiano era già un po' più avanti con gli anni, e di tante donne che si sono alleati fra di loro, si sono alleati con le popolazioni, perché senza l'aiuto delle popolazioni che vivevano nelle case qui intorno, i partigiani non avrebbero potuto fare niente. Quindi vuol dire che quel popolo che era stato bastonato 20 anni prima da Mussolini e dai suoi sgherri, adesso diceva basta ai bastoni e diceva basta alla guerra, come diceva prima Giuliano Varnier. Quella guerra che in genere manda a morire i ragazzi, ma lascia i generali nelle loro case riscaldate ad aspettare e vedere come va a finire per poi spartirsi il bottino di guerra. Vi leggo a questo punto proprio la cronaca di quelle giornate, perché c'è una cosa che dobbiamo aggiungere a tutto questo. Molti di quei giovani, tantissimi, che non avevano conoscenze storiche, ma anche scolastiche davvero poche, e poi tra l'altro avevano frequentato le scuole, quasi sempre quelle elementari, durante il fascismo, quindi con dei libri di testo che raccontavano ovviamente alcune cose. Quando sentirono parlare di tedeschi, chiaramente no, qui da noi i tedeschi non è che poi fossero visti chissà quanto bene, ma la cosa importante è che in questo eccidio, come in tutti gli altri eccidi di queste zone, ha contato un altro fattore, ovvero i delatori, i fascisti e i loro fiancheggiatori, che avevano deciso di mandare a morire dei giovani italiani come loro. Perché senza l'aiuto del fascismo, dei fascisti, delle loro spie, dei delatori, i tedeschi difficilmente sarebbero arrivati dappertutto. Loro erano un esercito che funzionava come un esercito. Avevano bisogno di questa gentaglia, che poi dopo la guerra spesso riuscì a fuggire. Qualcuno in Argentina, qualcuno in Cile, qualcuno anche si rifugiò anche dalle nostre parti, facendo finta che il caso non fosse suo. È bene ricordarle sempre queste cose, perché parliamo di eccidi nazisti, ma sono eccidi nazifascisti, sorti dall'alleanza tremenda fra quelle due forze. E allora diceva che Giuseppe, Claudio e Luigi Agosti Tiberio, il primo era tenente degli Alpini, il secondo tenente di artiglieria, 2 nobili, 2 conti, che erano stati sottufficiali dell'esercito. Quindi non erano i comunisti della prima ora, erano 2 giovani nobili, tra l'altro 2 militari, che quindi avevano scelto di stare con la bandiera della patria e non certamente con Mussolini.
I nazifascisti, informati da collaborazionisti sui dettagli del lavoro e degli spostamenti dei fratelli Agosti, prepararono un'imboscata che scattò il 14 ottobre del 1944. Accerchiata la zona di Refrontolo, e da qui è facile capire come, perché basta guardarci intorno, diedero l'assalto al casolare dove riposavano gli Agosti insieme con 2 compagni, Giovanni De Polo, Nino, e Claudio Valbò, Bianco, che tentarono una reazione, ma furono falcidiati e sfigurati dalle sventagliate dimitre dei loro massacratori. Ricorda Clemente Gaia, Jimmy, era il medico della Piave, che fu attonito e impotente testimone della strage. Ricordo di aver sentito le parole ciapei, ciapei, e poi una raffica e le parole bravi, finito. Allora quell'occasione, quell'avvenimento colpì moltissimo le popolazioni qui intorno e colpì moltissimo gli altri partigiani, le altre brigate, quelli che stavano resistendo. Eravamo in ottobre di quel 44, quell'inverno tremendo. Eravamo in settembre, qualcuno di voi l'ho visto in Cansiglio a parlare del rastrellamento del Cansiglio da parte dei tedeschi e dei fascisti. Beh, fu l'inverno più duro della Resistenza. Quindi possiamo immaginare che tutti si preparassero a quell'inverno, perché avevano sperato, dopo la liberazione di Roma, dopo che gli alleati stavano risalendo alla penisola, tutti avevano sperato che la guerra sarebbe finita, e invece no, si preparava proprio il momento più tremendo, più duro. Qualche giorno fa abbiamo ricordato gli 80 anni dalla strage di Marzabotto, quando ancora lì, anche lì, grazie tra l'altro alla collaborazione delle spie e dei fascisti, furono massacrati bambini, donne incinte che furono sventrate, il parroco mentre parlava dal pulpito della chiesa. Quindi una ferocia inaudita, una ferocia che certamente tentò di sconfiggere la resistenza, ma che se possibile ne aumentò ancora di più la forza, perché di fronte a quegli avvenimenti i partigiani avrebbero potuto arrendersi, dire basta, torniamo a casa, non ne possiamo più, lasciamo che siano gli eserciti a decidere la fine della guerra. E invece no, resistettero, perché si chiama guerra di liberazione, ma si chiama resistenza, quella di cui stiamo parlando. Resistenza di fronte alla violenza, di fronte alla barbarie, di fronte a una guerra che pareva non finire mai. Decine di milioni di morti in quella guerra, per la maggior parte civili, tra l'altro, perché la prima guerra mondiale era stata l'ultima guerra in cui a morire erano stati soprattutto i soldati. Qui la seconda guerra mondiale è stata, se vogliamo, la prima di una lunghissima serie che continua anche oggi. Prima Giuliano Varnier citava, no? Le decine di migliaia di morti civili innocenti di questi ultimi mesi. E allora quella guerra purtroppo è stata la partenza di una nuova idea. L'idea che anche la guerra, che pure è una cosa più schifosa che gli esseri umani hanno inventato, non era più un affrontarsi tra eserciti, tra combattenti, o muoio io o muori tu. No, diventava una guerra dove le bombe, i bombardieri, quelli più anziani forse ricordano ancora il suono di Pippo, quell'aereo che passava, no, annunciando il bombardamento. Quella guerra fu la prima in cui si cominciò a pensare che bastava bombardare i paesi, le città, le fabbriche, le campagne per sconfiggere il nemico. Quel nemico che però in Italia, non solo in Italia ma noi qui siamo, quel nemico che era composto da giovani, da donne, da ragazzi che insieme alla popolazione sono riusciti a resistere appunto e a liberare il nostro paese. Grazie. Sergio depone la corona e io inviterei poi i rappresentanti dei comuni a salutare la corona.
Avanti. Noi abbiamo conosciuto qua a Conegliano un molto simpatico partigiano che si chiamava Rolando col nome di battaglia, che era Nino De Marchi. E lui era solito cogliere l'occasione per dire che una mattina appena iniziato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, che diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E come dicevano i nostri partigiani, morte al fascismo e libertà ai popoli. Chiudiamo e salutiamo tutti. Grazie a Io tutti. intanto mi sento di fare il bis dei ringraziamenti che vi ho fatto per la presenza all'inizio e che possiate portare a casa questo ricordo di questi 4 partigiani, che rimarrà comunque nel film che abbiamo girato, a disposizione anche delle attività che come associazione, ma anche chi l'ha ripresa, facciamo nelle scuole per lasciare il testimone della libertà anche ai più giovani, perché sappiano come è stata conquistata e a che prezzo. Vi ringrazio ancora e alla prossima. Sì.